Pier Claudio De Martin, presidente Uvive, insomma un'istituzione importantissima per il Veneto, ma anche per tutte le DOC, tutto il mondo legato ovviamente all'enologia. Grande responsabilità, vedo anche la casacca, insomma, che è siglata da questo Prosecco DOC fantastico, insieme a questo fatto di essere qui a Cortina 2021, insomma un connubio di fatti legati al mondo del vino che si celebrano con lo sport, con un grande icona come il Prosecco, ma anche con l'unione di tutti questi vini attraverso l'istituzione che tu presiedi. Ma spiegami un po' come si svolge l'attività dell'Uvive, qual è lo scopo e dove vuole arrivare appunto all'Uvive attraverso tutti i suoi associati. L'Uvive rappresenta il 24 consorzi a denominazione d'origine controllata o denominazione d'origine controllata garantita che ci sono in Veneto, che hanno una valenza economica notevolissima, perché il Veneto è la prima regione produttrice in Italia. Vendemmia 2020, 14 milioni di quintali, 11 milioni di ettolitri di vino, e di questi il 62% sono a denominazione d'origine controllata, l'11% sono a denominazione d'origine controllata garantita. Quindi il 73% del vino veneto è ai vertici della piramide qualitativa dei vini italiani. È importantissimo sotto il profilo economico, perché il Veneto è la prima regione esportatrice in Italia. I dati del 2020, che hanno segnato per la verità una leggera flessione, non ci sono ancora. Quelli del 2019 sono di 2 miliardi e 300 milioni di euro. E pensate, per fare un raffronto, che il Veneto esporta più del Piemonte e della Toscana messa assieme. E soprattutto la funzione dell'Unione Vini Veneti, che ho l'onore ma anche la grande responsabilità, proprio partendo dai numeri che ho citato, di rappresentare, è quella di coniugare le esigenze di grandi consorzi. Il Prosecco ha superato quest'anno il mezzo miliardo, 500 milioni di bottiglie. È il primo spumante non solo in termini di quantità, ma anche in termini di valore nel mondo. A fianco al Prosecco c'è l'altro fenomeno, che comunque è arrivato quasi a 240 milioni di bottiglie, anche se non ha tutte le tutele a livello nazionale, comunitario e mondiale che ha il Prosecco, che è il Pinot Grigio delle Venezie. C'è poi il polo veronese del due vini di grandissima immagine come il Valpolicella e il Soave, ma ci sono altre piccole DOC con terroir particolari, suoni vulcanici. Pensate allo stesso Soave in qualche modo, ma ai Colli Iberici, ai Colli Euganei soprattutto, che producono bianchi e rossi fermi di altissima qualità. E quindi con produzione poi che spazia anche ad alcuni passiti estremamente importanti, partendo dal Recioto di Soave, quello della Valpolicella. Quindi effettivamente è un sistema estremamente importante in termini di fatturato sicuramente, ma in termini anche di immagine, in termini di sostenibilità, perché uno questo esempio che stiamo dando a tutto il mondo agricolo in generale, uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di arrivare entro al 2022 ad avere le 114.000, parliamo di 114.000 aziende certificate ambientalmente. Allora è un salto culturale notevolissimo, cioè l'agricoltore ha capito che non è solo importante fare un bilancio economico all'interno di un'azienda, perché vivaddio è comunque una cosa, sì, le nostre aziende, al di là di tanta poesia, sono delle imprese
che devono produrre del reddito, perché solo così possono innovare, possono investire in sostenibilità, perché la sostenibilità comunque, la ricerca della sostenibilità comunque dei costi, possono garantire un futuro ai ragazzi che si stanno affacciando all'agricoltura, ma dico non solo un bilancio economico, ma anche un bilancio sociale, e cioè come ci rapportiamo con chi ci sta attorno e come riusciamo a far capire il valore del nostro lavoro ed anche un bilancio etico, perché noi dobbiamo essere i primi, e questo credo sia l'importanza anche di questi 22 consorzi che stanno assieme. Dobbiamo essere i primi a condividere degli obiettivi, ma soprattutto i primi a rispettare certe regole. A proposito di condivisione, io ho sempre un po' così ammirato molto il presidente Zaia, che ha avuto un occhio di riguardo per questi comparti che possono sembrare così magari meno importanti, perché quando si parla di Veneto, almeno in passato, si pensava a questa regione come la regione degli industriali, la regione in cui si produceva reddito sotto altri punti di vista. Invece con l'arrivo, secondo me, del presidente Zaia si è data molta attenzione all'agricoltura, al turismo, anche proprio al comparto del food, valorizzando quei comparti che poi sono risultati nel tempo fondamentali. Sappiamo che dopo Expo, prendiamo il caso anche di Cortina 2021, ma quello che saranno anche le Olimpiadi, il gioco fra turismo, offerta turistica, enogastronomia, vino, hospitality, accoglienza, diciamo ha pareggiato a livello di PIL quasi l'importanza proprio della ricchezza della regione nel fare incoming, nel fare quindi introito. Sicuramente ospitare turisti attraverso anche questi percorsi che le grandi aziende hanno così costruito all'interno della regione Veneto è diventato un plus. Un tempo si andava in cantina solo a bere, adesso si va in cantina a comprare il vino, adesso si può andare in cantina per vivere un'esperienza, vivere un soggiorno, vivere non solo albergo diffuso. Sono cose che secondo me giocano anche in futuro, come hai detto te, ricerca per l'ecosostenibilità, ma anche ricerca di vivere emozioni che solo forse qui si riesce a dare attraverso questo viatico, queste aziende. Sì, ci sono due aspetti che tu hai sottolineato. Il primo è effettivamente l'aspetto economico. I numeri li ho detti prima, ma io amo ripetere l'importanza che ha avuto il settore agricolo in generale, ma soprattutto il settore del vino, che ha trainato e sta trainando in questo momento il settore agricolo veneto, quando l'economia del mitico nord-est, cioè le fabbriche medio-piccole, spesso a conduzione familiare, nel 2008 e 2010 è entrata in crisi. Bene, l'affermarsi contestualmente del fenomeno Prosecco, del fenomeno Pinot Grigio, il consolidarsi sui mercati mondiali di Soave e Valpolicella è stato estremamente importante per la tenuta dell'economia veneta. E questo è il primo aspetto. Il secondo è sempre quello che tu sottolineavi, come sono cambiati alcuni flussi economici, cioè l'importanza di quanto ruota attorno all'enoturismo. Io credo che ce l'abbiano insegnato da 20 anni i francesi. E in Veneto non abbiamo assolutamente nulla da invidiare né alla Borgogna né al Bordeaux, perché in Borgogna o in Bordeaux avranno degli splendidi castelli che sono le sedi dei loro château, e noi abbiamo queste splendide ville venete che 500 anni dopo la caduta della Repubblica di Venezia continuano ad essere il centro operativo di moltissime aziende vitivinicole. E soprattutto abbiamo alcuni territori, ho citato prima la Valpolicella, il Soave, il Bardolino attorno al lago di Garda, i colli Euganei e i colli Iberici, che probabilmente sotto il profilo turistico non sono stati ancora valorizzati tantissimo, e poi tutta la zona della laguna e comunque l'entroterra di Venezia, provincia di Treviso, fino ad arrivare alle colline del Prosecco, di Conegliano Valdobbiadene e di Asolo, che sono qui proprio ai piedi delle Dolomiti di Cortina, ed era evidente che uno degli sponsor dei mondiali 2021 dovesse essere, proprio per questa vicinanza anche geografica, il consorzio del
del Prosecco, dicevo, abbiamo delle bellezze anche paesaggistiche, ambientali, che hanno una valenza che dobbiamo essere in grado di tradurre anche in un introito economico. Ma sei riuscito anche a emozionarmi, perché quando parli un po' di questo excursus, io ho fatto recentemente dei servizi legati a quello che sono il patrimonio dell'UNESCO del Veneto, e quando parli della Serenissima con la sua storia, diciamo, come hai detto, delle ville Veneto, del Palladio, poi mi parli delle colline del Prosecco, questo vino che tanti dicono fa numeri ma non fa qualità, che invece non è vero, perché fa numeri, fa anche qualità, per poi insomma vedere tutto il resto ci si emoziona, perché abbiamo tanto da dare. Però adesso in conclusione devo farti un paio di domande un po' così birichine, chiamiamole così. Adesso ti voglio un po' tentare. Tu che sei presidente dell'Uvive, non ti chiedo le tue passioni calcistiche, ma ti chiedo le tue passioni proprio enologiche. Qual è il tuo vino preferito di tutti questi del Veneto? Visto che... Allora, io sono politicamente scorretto, nel senso che ho alcune predisposizioni personali che, per la verità, come le predisposizioni anche di alcuni appassionati di vino, sono cambiate nel corso del tempo. È un fenomeno legato anche ad alcune mode. Se ti ricordi, 10-15 anni fa si parlava di vino di falegnami, perché c'era un utilizzo smodato in Veneto delle barricche. No, chi ha prodotto questo vino? No, dammi l'indirizzo del falegname. No. Poi questo fortunatamente è stato cessato, anche perché io sono il primo a sostenere che una barrique, ad esempio, migliora un grandissimo vino, ma deve essere un vino che alla base ha certe caratteristiche, altrimenti lo cambia. E io ho sempre sostenuto che invece la Frontiera, ad esempio, escluso l'Amarone o escluso un altro vino che ha una percentuale in appassimento, che è il Malanotte del Piave a base raboso, io ho sempre sostenuto che i vini veneti rossi, ad esempio Baccarossa, dovessero giocare più sull'eleganza, l'equilibrio, l'immediatezza dei profumi, piuttosto che sulla struttura, anche perché il sole della Toscana, il terroir della Toscana, viva Dio, noi non ce l'abbiamo, non possiamo inventarcelo. Quindi abbiamo altre armi, come sui bianchi. Voglio dire, siamo molto più vicini a bianchi, diciamo, i friulani o gli altoatesini, certo, piuttosto che i bianchi dell'Italia centro-meridionale, che sono vulcanici, molto minerali, certo, eccetera, eccetera. No? Quindi le mie predisposizioni vanno a questo tipo di rossi, a bianchi anche fatti solo in acciaio, perché anche nei bianchi ad un certo punto sembrava che se non si adoperasse la barricca, la cantina fosse una cantina di serie B. E io sono un membro del consiglio di amministrazione, sciaguratamente anche uno dei responsabili della promozione del consorzio del Prosecco. Vi confesso che a fianco ad alcuni prosecchi che per mia predisposizione personale abbiamo iniziato a farne, molte aziende li stanno producendo, quelli a dosaggio zero, quindi da 0 a 4 grammi litro di zucchero, no? Cioè quelli più secchi. Mi bevo anche volentieri i metodi classici di una piccolissima denominazione veneta, che è quella di Lessini Turello, fatte ad un'altezza anche considerevole, perché siamo sui 600-800 metri dove si coltivano le uve base per fare questo spumante. Insomma, ho capito, Claudio, che alla fine non mi hai detto un vino unico, me ne hai elencati più di qualcuno, e questo te ne rende anche merito. Però adesso ti faccio veramente l'ultima domanda secca, in cui hai esattamente 15 secondi per rispondermi. Hai parlato di questi vini meravigliosi, io voglio sapere qual è il tuo piatto di carne preferito e qual è quello che meglio sai cucinare. E che vino ci abbini? Allora, io ho la presunzione d'essere non un grande cuoco, un cuoco discreto, con il limite di sapere fare 4 cose. Le 4 cose penso di saperle fare bene, però sono 4 numero. Di carne, ti ho chiesto, Esattamente. Per quanto riguarda la carne,
ho la fortuna, non sto facendo della pubblicità a nessuno, di vivere in un piccolo paese di campagna dove c'è un piccolo macellaio che ha una sorta di spaccio aziendale, nel senso che il fratello ha un allevamento di bestiame e quindi lui commercializza la carne del fratello e quindi ho la fortuna di avere a disposizione dei tagli di altissima qualità. Vado sempre con grande attenzione, però verso piatti molto semplici, anche perché se uno ha un elemento di base di altissima qualità non occorre che lo cucini in modi estremamente complicati. Quindi io vado, ma al di là del filetto, comunque preferisco una tagliata, spesso anche un filetto di maiale, e quello riesco a farlo al forno andandomi qui nei dintorni di Cortina, perché io ho salde radici montanare, a raccogliermi il ginepro. Lo abbino ad alcuni rossi che chiaramente sono più importanti rispetto al rosso che si beve normalmente e ogni tanto, se voglio trattarmi bene, un amarone, e comunque un raboso del Piave. Io preferisco il raboso tradizionale al malanotte, che ha una parte in appassimento, oppure che secondo me sono assolutamente straordinari alcuni tagli bordolesi, cioè Merlot e Cabernet, prodotti sui Colli Euganei o nei Colli Iberici. Pierclaudio, io ti ringrazio. Congediamo sempre con lo slogan fondamentale importante: Veneto, the land of Venice, perché questa regione è straordinariamente unica, magnifica e da visitare. Grazie mille. Grazie a te. Alessandra Magagnin, amministratore unico della DMO. Tanti potrebbero pensare, ma cosa significa con queste sigle? Invece io so che riassume il tutto nelle splendide montagne del Bellunese e del Veneto, corretto? Esatto, DMO, Destination Management Organization. Siamo un consorzio costituito per legge regionale e ci occupiamo di promuovere la provincia di Belluno a 360 gradi in tutto il suo splendore. Ecco, io ho avuto modo di poter visitare, sono veneto anch'io in parte, per metà, anzi per 3/4, e quindi adoro la mia regione. Ho avuto il modo di visitare il vostro territorio, le vostre montagne, la vostra provincia, anche grazie ad un amico in comune che è un tuo collaboratore, che è Giuliano Vantaggi, e devo dire che non si finisce mai di essere stupiti da questo territorio. Ti faccio un esempio: Cortina. Siamo a Cortina 2021, campionati del mondo, evento che sta facendo conoscere tutta Cortina, tutto il Veneto, tutta l'Italia nel mondo. Però ho avuto il modo di conoscere anche Feltre, che così mi era un po' sconosciuta, e ho scoperto delle cose fantastiche. In effetti questa provincia del Bellunese ha queste carte, questi jolly, che gioca e che può giocare anche per fare incoming turistico. Sì, questa è proprio un'arma vincente, perché abbiamo la parte delle montagne che è stupenda, abbiamo le Dolomiti, quindi conosciute in tutto il mondo, però abbiamo tutta la parte culturale, proprio come ha detto Feltre, tutta la Val Bellune, la parte un po' a sud della provincia, che ha una potenzialità enorme, perché è dove ci si trovano anche tutti i prodotti che non sono lo sci, quindi tutti gli sport adrenalinici, il trekking, la mountain bike, l'e-bike, il nordic walking, il canyoning, lo kitesurf sui laghi, perché ad esempio la Val Belluna è delimitata da 2 grandi laghi, il lago del Corlo e il lago di Santa Croce, e è una valle dove si vedono dei tramonti che sono indimenticabili, cioè una persona solo a guardare il tramonto lì va a casa che sta bene. Certo. E Feltre è una piccola perla, perché è una piccola città tra le mura, è tutta da scoprire e da girare in assoluta tranquillità. Ecco, io so per certo che il governatore Zaia, l'assessore Caner e tutto l'entourage anche di promozione turistica della regione ci tiene molto a spingere questo pacchetto che si può offrire a livello nazionale, soprattutto oggigiorno, ma anche internazionale a livello turistico e anche enogastronomico. Ma raccontami un po' alcune tappe che si possono fare in questa area della provincia di Belluno, che abbiamo appena citato Feltre,
insomma tutti vedono Cortina, ma c'è molto altro anche, no? Così, quali altri sono queste così icone che possiamo visitare? Beh, c'è tutta la parte del mondo acqua, che ci sono i Cadini del Brentone, i Bren dell'Art, la Grotta Azzurra, sono delle piccole oasi, diciamo, ancora proprio naturalistiche di com'è ancora, dove potete vedere proprio la natura com'è. E il mondo dell'acqua è un mondo che attira molto, no? Perché noi lo vediamo anche proprio quando andiamo a fare promozione, se si mettono delle foto anche con i dépliant che attirano, in questo momento è l'acqua, non si capisce bene perché, ma l'acqua attira sempre, forse perché dà energia, perché è una cosa che scorre, è vita, no? Certo. E quindi la gente ha anche bisogno in questo momento qui di uscire, di respirare aria buona, di camminare in dei boschi bellissimi. Noi abbiamo anche l'autunno, che il foliage, no? Che adesso Certo. noi I colori. sì, questa parola, però di fatto sono i colori, perché abbiamo nei boschi anche di faggi, oltre che di abeti, di betulle, abbiamo una varietà enorme e abbiamo dei colori bellissimi in autunno, e poi gli autunni si stanno allungando sempre di più. Certo. Basta guardare quest'anno, abbiamo avuto un novembre anche bellissimo, Assolutamente. come abbiamo la primavera, aprile, maggio abbiamo delle fioriture splendide, abbiamo uno dei posti in cui c'è la fioritura spontanea del narciso, no? Che è una zona sopra l'Entiaia Praderadeo, quindi vengono da tutta Europa per fare anche queste foto in questi 15 giorni Certo, di maggio, no? certo. E queste sono delle cose un po' particolari e che anche in un momento così, dove la gente cerca posti un po' meno affollati, Certo. perché è quello adesso che sta cercando la Certo. gente, e in una zona dove le strutture sono anche aperte tutto l'anno. A proposito di strutture, volevo proprio chiederti, visto che c'è questa richiesta di ritorno un po' al green, la Regione Veneto di green ne ha da vendere veramente, anzi da insegnare anche a livello internazionale, quali sono le infrastrutture che consigli? Perché ci sono in effetti dei grandi hotel, ma c'è anche l'albergo diffuso, c'è anche il bed and breakfast. Mi sembra che si siano ritagliati questi segmenti una bella fetta di mercato molto interessante. Sì, e qua ringrazio la Regione Veneto, perché proprio nella Val Belluna è nata proprio anche una rete di imprese, la Val Belluna GreenNet, proprio perché gli operatori sono green, si sono attrezzati, delle piccole strutture anche dagli alberghi al bed and breakfast agli affittacamere, e si sono organizzati anche con le colonnine elettriche per ricaricare le auto, ricaricare le bici, è proprio un'attenzione in più che viene fatta al cliente, che sta cercando proprio di essere un po' coccolato, di sentirsi a casa, però di avere tutti i servizi e con rispetto della natura. Ecco, ma chi volesse così venire a fare visita virtuale per poi prenotare una vacanza nella vostra provincia o in questa regione, che siti consigli? E soprattutto anche a livello, sai che ormai i social stanno imperversando, quali social consigli di visitare? Allora, i social, tutti quelli dei consorzi turistici che abbiamo nella nostra provincia, ne abbiamo 12 di consorzi, quindi Il più famoso qual è? la parte della Val Belluna, visto che abbiamo parlato Certo. di quello, è il Dolomiti Prealpi. Perfetto. Dopo però abbiamo gli altri consorzi, abbiamo Araba, Marmolada, abbiamo Cortina, abbiamo la Val di Zoldo, il Dolomiti Cadore, il Cadore Dolomiti. Ma c'è anche un hashtag Abbiamo- Dolomiti The Mountain of Venice, se non sbaglio, o Sì, Veneto. quello è proprio il nostro Claim. slogan, Sì. sì, che l'abbiamo condiviso con la Regione Veneto. Dolomiti, The Mountain of Venice. Dolomiti perché abbiamo la Marmolada, il Pelmo, Certo. qua siamo a Cortina, abbiamo il Cristallo, la Tofana. Ti devo chiedere qual è il tuo piatto preferito, possibilmente, sai, sono il Becker, di carne, quindi non ti do molta chance. Beh, allora, se venite a Belluno, nella provincia di Belluno, non potete non mangiare il pastin, Il pastin. con la polenta. Ma lo spieghi tu cos'è il pastin? Sì, una volta i nostri nonni, ma c'è ancora chi lo fa, Sì, facevano il salame in casa, cioè gli insaccati li facevano in casa, e nella parte nostra del bellunese era anche un insaccato un po' più magro, perché Certo. c'è la carne di manzo Certo. e maiale, salata, pepata, Certo. dopo c'è chi magari lo personalizza, mette magari il Certo. vino, il finocchio, dipende, ma la base è la carne di manzo e di maiale, salata e pepata. E poi questo impasto, ecco, prima di metterlo nei Negli budei, insaccati, certo, negli nell'insaccato, certo. ecco, venivano fatte delle polpette cucinate alla griglia, quindi era un mangiare così, Certo. Ma che tu- è tipo un hamburger. Ma lo ecco. sai perché? Te lo dico io il perché. Vediamo. Perché due sono i motivi. Uno era perché
salandolo e cucinando, volevano un attimino calibrare, perché insomma quella volta si andava molto a mano, ancora oggi, no? Sì. Calibrare il dosaggio di sale o di pepe per arrivare a un corretto bilanciamento. In realtà molti dicono che sia perché, come dopo aver lavorato tanto, avevano anche un po' di fame, quindi mangiavano il pastin, che resta ancora una pietra miliare a livello carneo del grande tradizione veneta. E insieme al pastin che vino ci abbini? Uno dei tuoi vini prediletti, Un buon Cabernet, quello è il classico. Certo, ecco. Quindi certo. quello ci sta bene. Sei brava in cucina? Mi piace, anche perché in parte è la mia attività, quindi mi piace. Si mangia bene dalle vostre parti. Sì, vengo anche da una tradizione centenaria, sia dalla parte della mamma che del papà, che hanno sempre avuto locali di ristorazione, quindi, e poi tutta l'Italia, ma in Veneto, da noi anche a Belluno c'è proprio la gastronomia, che dopo abbiamo anche i formaggi, abbiamo anche l'agnello dell'Alpago. Assolutamente, l'agnello dell'Alpago è un'icona. Se vengono nella nostra zona devono assolutamente assaggiarlo, perché esiste solo in questo territorio. Fra l'altro, se non sbaglio, è anche presidio Slow Food, quindi è una cosa molto importante. Poi, per non parlare delle malghe, le malghe sono strepitose. I formaggi, abbiamo ancora latterie turnarie, dove le famiglie conferiscono il latte e poi vanno lì a fare il formaggio e vai a comprarlo sulle aziende agricole a casa. No, non si può non venire. La gente che viene da noi, che fa anche le attività sportive, dopo te lo chiede di sedersi a tavola, dove posso andare a mangiare? È la prima cosa che chiedono, e vogliono mangiare le cose del posto, e da noi si trovano, perché abbiamo la fortuna che abbiamo tanti e anche giovani agricoltori che si sono messi, ma anche tra attività di famiglia, che le portano avanti queste tradizioni, quindi si fa sport, si respira aria buona, si mangia bene. Sono d'accordissimo con te. Quindi diciamo due claim dobbiamo dire: Veneto, the land of Venice, e Dolomiti, the mountains of Venice, giusto? Sì. Bene. Ti ringrazio, sei stata gentilissima, insomma venite a visitare questo territorio, questa regione meravigliosa, perché se ne fate proprio visita, poi non ritornate più indietro, anzi vi fermate qui e diventate cittadini, grandi cittadini onorati del Veneto. Grazie Alessandra. Grazie a voi.